L'isola di Lampedusa è piena a tappo di turisti e visitatori, a vantaggio in questo particolare momento di un concreto aiuto economico agli operatori turistici, ma la situazione dei migranti con continui sbarchi e con l'hotspot di Contrada Imbriacola sovraccarico di ospiti continua a destare preoccupazione e rappresenta una emergenza che ha indotto il sindaco dell'isola a rivolgere un accorato appello al governo centrale. Presidente Conte, quanti migranti devono ancora essere ammassati nel centro di accoglienza per poter avviare i trasferimenti da Lampedusa? Presidente Conte, quante barche di migranti devono essere depositate al Moro Favoloro prima che inizino le procedure di demolizione? Presidente Conte, quanto pensa ancora possa durare la pazienza dei lampedusani? Presidente Conte, in queste condizioni il suo governo non è in grado di garantire le norme di sicurezza non solo sanitarie sull'isola. Quindi basta con provvedimenti tampone, basta con questo silenzio assordante. Lei ed il suo governo non potete tacere di fronte a ciò che sta accadendo a Lampedusa. Non è più accettabile che la nostra isola, scrive il sindaco di Lampedusa, sia abbandonata a se stessa e che il peso dell'accoglienza sia scaricato tutto sulle nostre spalle. Un presidente del Consiglio, conclude Martello, ha il dovere di rispettare tutti gli italiani, compresa Lampedusa, che ha la sola colpa di trovarsi nel centro del Mediterraneo al 35° parallelo. L'emergenza è ancora più grave dalla pandemia di Covid-19 e dai continui sbarchi. All'hotspot sono al momento presenti oltre 1137 ospiti a fronte di una capienza massima di 192 persone. La prefettura di Agrigento è al lavoro per alleggerire la struttura e sta studiando le soluzioni, ma fino ad ora non sono previsti trasferimenti. Ieri il trasferimento di 250 persone sulla nave quarantena Aurelia.